Buongiorno, sono Fabio Sacco, presidente di Ali Laguna. Quella che presentiamo oggi è l'imbarcazione elettrica denominata Energia, una barca che abbiamo fortemente voluto, inaugurata al 17 dicembre, un venerdì, con la neve, per cui ha passato il momento più difficile e quindi le cose non possono che andare meglio. È una barca che fa servizio pubblico di linea dall'aeroporto, entra nel Canal Grande all'altezza del Ponte delle Guglie e percorre con il motore elettrico tutto lo stesso Canal Grande fino a San Marco. È la prima di queste nuove imbarcazioni, noi ne abbiamo altre due in costruzione, penso che per metà luglio già ce ne sia un'altra operante. L'idea è poi quella di lentamente ibridizzare anche tutte le altre imbarcazioni della flotta per cercare di dare un contributo alla mobilità sostenibile all'interno della città, di una città delicata come Venezia. Alla fin fine l'applicazione è molto semplice perché c'è un motore elettrico in parallelo che lavora assieme al motore endotermico, quindi metà gasolio e metà elettrico, e si riesce ad avere un giusto connubio che rispetta e salvaguardia l'ambiente.